Poteva non mancare l'elemento acqua, che è naturalmente l'elemento dominante nella città di Venezia, e quindi portare una gondola nel nostro studio 3 di Rai Saxa Rubra era un pochino complicato. Abbiamo pensato bene allora di invitare il signor Gilberto Penzo, buongiorno, Buongiorno. che è creatore di questi modellini di gondole che vediamo, così magari ci potrà illustrare la differenza tra i vari tipi di gondole. Certo, io ho portato 5 dei più di 50 tipi di imbarcazione che ci sono a 50 Venezia. tipi di imbarcazione? Almeno io ne ho contati almeno una cinquantina di tipi, perché vivendo sull'acqua abbiamo bisogno, come voi, delle macchine, una per ogni esigenza. Certo. Noi abbiamo bisogno di una barca per ogni esigenza. Allora ce le faccia vedere. Allora, sono tutte caratterizzate dal fondo piatto perché c'è pochissima acqua nei canali. Questa è una barca da pesca della laguna, si chiama San Pierota. Questa è una barca un po' particolare, la usano le donne per fare le regate, si chiama Mascareta. Perché le donne in particolare è più leggera, più È maneggevole? più leggera, è più maneggevole e comunque le donne sono agguerritissime, fanno delle regate stupende, molto più cattive di quelle degli uomini. Questo è un puparino, c'è una barca lo stesso con boga, la veneziana, rivolti sempre in avanti, usata per le regate. Queste due sono due gondole, questa è una ricostruzione del modello settecentesco, vede ancora questa casettina, questa capanna, questa tettoia, diciamo, messa sopra, si chiama felze e serviva a proteggere i passeggeri. Poi la gondola ha subito una notevole evoluzione, cioè è l'unico scafo al mondo che ha una struttura asimmetrica, non so se si può vedere. Sì. La parte destra è diversa dalla parte sinistra, in maniera che il gondoliere, vogando con un solo remo, girerebbe in continuazione verso sinistra. Devo dire che è una curiosità un po' di tutti. Sì. Noi che andiamo a Venezia vediamo remare solo da una parte, la barca però va perfettamente dritta e col pattino non ci riesce molto bene. No, al mare. Quindi con un remo solo la barca, tendendo ad andare a destra, e anche di moda in questo momento, corregge la spinta del rematore. E volevo dire, a differenza delle gelosie degli artigiani, io non sono assolutamente geloso e fornisco i progetti per fare questo agli appassionati che poi le costruiscono e poi mi fanno vedere il risultato che hanno prodotto, e questo è molto bello perché si prosegue questa tecnica. Io la ringrazio moltissimo. A questo punto io do il via alla grande festa del Carnevale veneziano a Utile Futile.